Viva la libertà! Viva la libertà! In giro per strada nessuno ha mascherine. Un paio di volte sono dovuto uscire e andare in locali chiusi, allora ho messo la mascherina e tutti mi guardavano come se fossi un alieno. Viva, 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 viva! Ho 2 figlie e tutti i giorni portiamo a scuola regolarmente. Qual è l'accortezza che ci è stato chiesto dalle autorità? Le lasciamo fuori all'ingresso dalla scuola e loro entrano accompagnate dal personale scolastico. Guarirà a labbra morbide. I ristoranti sono aperti, come esce un po' di sole c'è il servizio, i tavoli fuori. Liberi, liberi siamo noi. I negozi sono aperti in Svezia, non sono mai stati chiusi, per cui abbiamo sia grandi magazzini, negozi di abbigliamento, di scarpe e quant'altro che lavorano normalmente, cioè sono aperti. E le imprese, le aziende, le fabbriche sono aperte. Non c'è il blocco, non c'è il lockdown. I barbieri e i parrucchieri sono aperti, si va solo su appuntamento. Le aree giochi nei parchi sono tutte aperte, ci sono tutti i bambini normalmente che giocano. Viva la libertà! Alle singole persone non sono stati imposti né obblighi di praticamente alcun tipo. La libertà! E allora lo ringrazio, con noi il professor Andrea Crisanti, un personaggio è venuto fuori da questa, l'uomo che ha salvato il Veneto, so che le hanno dato anche il sigillo della città di Padova, ho letto ritratti su di lei in cui ho scoperto che ama la pittura, che insomma è un grande personaggio, diciamo, che sta venendo fuori, ma per i risultati che ha ottenuto, non per altro, perché peraltro, come dichiarava in questo ritratto, è anche piuttosto timido e quindi lo ringrazio 2 volte di essere qui con noi. La ringrazio perché, guardi, faccio una violenza a me stesso ogni volta che faccio un'intervista, mi creda. Lo so, si capisce, però è importante. Per esempio noi siamo rimasti sconcertati, lo dicevo prima, di questa Organizzazione Mondiale della Sanità che ci ha chiuso tutti dichiarando la pandemia con peraltro colpevole ritardo, e adesso ci viene a dire che il modello era la Svezia. Ma come la dobbiamo classificare? Come una delle sciocchezze dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, oppure davvero si poteva seguire il modello Svezia? Ma guardi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto tutto e il contrario di tutto, e aggiungerei anche che è corresponsabile in parte con la Cina per quello che è successo, la diffusione dei contagi, perché potevano, a mio avviso, essere controllati se avessimo avuto informazioni più dettagliate. Poi il modello svedese non credo che sia applicabile in altri luoghi, e poi tenga presente che gli svedesi stanno pagando un prezzo altissimo, hanno una popolazione che è circa 6 volte inferiore a quella dell'Italia e hanno, credo, 2.400 morti. Se lei li moltiplica per 6 fa circa 20.000 morti, e hanno una delle mortalità più alte d'Europa rispetto al numero di casi. E poi è un paese completamente diverso, ha dei grandissimi spazi, è molto più grande dell'Italia, ha una densità di popolazione bassissima, e poi hanno abitudini sociali molto diverse dalle nostre. Adesso io non vorrei fare una battuta, ma nel distanziamento sociale loro probabilmente non hanno dovuto fare un grande sforzo per applicarlo, nel senso che i ragazzi vanno via da casa molto presto, i nonni non li vedono quasi mai, ecco, insomma si può meno paragonare, concetto di famiglia, probabilmente anche meno sociale, concetto di bar, di vita insieme. Invece, senta, il tessuto sociale e affettivo della Svezia è diverso da quello dell'Italia, dalla Spagna, anche dalla Francia. Insomma. Professor Crisanti, come giudica invece la nostra ripartenza e soprattutto gli strumenti che ci siamo dati per la ripartenza e anche per controllare, insomma, come sta andando? Ma guardi, io penso che le modalità della nostra ripartenza sono il risultato di una mancanza di informazioni o di analisi su quello che è il rischio reale e di una serie di pressioni per riaprire, quindi per questo anche sembra un po' caotica e senza razionale, ma è comunque, detto questo, una ripartenza, fatte queste considerazioni, è basata sulla prudenza,
perché in qualche modo dice facciamo un pochetto alla volta, aspettiamo 2 settimane e vediamo quello che succede. Ma abbiamo gli strumenti per capire se riesplode il contagio? Abbiamo gli strumenti per intervenire prontamente? Lei ce l'ha un campanello d'allarme che le suona lì sulla scrivania e dice "Ah, fermi tutti"? Purtroppo questo campanello d'allarme ha una latenza di 8 giorni, è come se le rubassero in casa e la sirena suona dopo 8 giorni, nel senso che solo fra 8 giorni sapremo qual è stato l'impatto di queste misure e poi gli effetti negativi si prolungheranno per altre 2 settimane e quindi questo lo sapremo guardando il numero dei casi, il numero dei ricoveri, quindi ecco. Io penso che uno degli aspetti più importanti della cosiddetta ripartenza sia avere una chiarissima visione dei dati e come utilizzarli. Ma è vero che il virus sta perdendo, andando avanti, sta perdendo un po' di forza oppure no? Perché da qualche parte leggo ha perso un po' di quell'intensità, è vero? Ma guardi, ci sono 2 aspetti, uno è legato alla trasmissione, chiaramente c'è una minore trasmissione perché siamo stati tutti quanti in casa per tantissimo tempo e molte persone non si sono infettate. C'è una componente che penso molti incominciano anche a riconoscere che è dovuta a fattori ambientali, nel senso che in presenza di climi caldi e non umidi il virus perde la capacità infettante. Poi lei mi dice ha perso virulenza, beh guardi la virulenza è anche una funzione, lo stanno scoprendo tutti, della carica infettiva. Chiaramente diminuendo il numero dei contatti diminuisce anche la carica infettiva e la possibilità che persone si infettino più di una volta e questo sicuramente... Ma lei so che ha studiato a lungo le zanzare. Molti mi hanno chiesto, ma con l'arrivo del caldo le zanzare possono essere un elemento di trasmissione del virus? Guardi, lo ritengo una possibilità estremamente remota. La capacità delle zanzare di trasmettere malattie è il risultato di un processo evolutivo di decine e decine di migliaia di anni. Non fanno tempo a prendere il immagino coronavirus. possa accadere anche perché altri coronavirus non vengono trasmessi dalle zanzare. Abbiamo parlato all'inizio della trasmissione della nuova cura, quella con il plasma, cioè con il sangue preso dalla trasfusione. Lei che cosa ne pensa? È una via praticabile? Ma guardi, è una cura che anche in passato su alcune malattie e situazioni ha dato dei risultati molto, molto importanti. La somministrazione di immunoglobuline avviene ogni volta che una persona magari ha un incidente e fa la profilassi per il tetano, avviene nel caso di contatti con cani che si sospettano possa avere la rabbia, quindi diciamo è una procedura che funziona in molti casi. Nel caso specifico del coronavirus ci sono dei risultati molto promettenti. Alcuni pazienti, specialmente quelli che si sono ammalati in forma grave e che hanno superato la malattia, producono anticorpi. Questi anticorpi hanno la capacità di neutralizzare il virus in colture cellulari e hanno anche un effetto di guarigione, cioè accelerano la guarigione nelle persone che stanno molto male. Alcuni studi americani hanno detto che il virus durerà 18 mesi, è d'accordo? Ma guardi, io non faccio l'indovino, veramente, in assenza di dati non mi pronuncio, la risposta è non lo so, guardi. Oh, un virologo, un esperto che dice non lo so è già una grande notizia, ancora di più, allora la ringrazio per essere stato con noi. Sicuramente lei su questo sarà d'accordo, per fermare il nuovo contagio, per affrontare il virus sarà necessario avere degli strumenti di base, della medicina di base, e allora noi siamo ripartiti di lì, dai medici di base. Marco Gaiazzi.